L'orto giardino della chiesa del Santissimo Redentore a Venezia, fino ad ora mai aperto al pubblico, rinasce grazie al restauro della Venice Garden Foundation, un recupero del valore storico e conservativo che lo ha riportato agli antichi splendori di un tempo. Ci sono voluti 3 anni di lavoro e un investimento di 5 milioni e 700 mila euro, come spiega la presidente e fondatrice della Venice Garden Foundation, Adele Rebaudengo. Oggi il primo giorno d'apertura al pubblico dopo l'inaugurazione. Noi abbiamo creduto che aprire l'orto giardino con le antiche officine e le cappelle di meditazione alla città fosse molto importante. Chi viene qui cosa trova? Trova un luogo che era che è ora come allora. Abbiamo voluto riproporre un restauro filologico, quindi nell'orto giardino troveremo il frutteto, i 2 grandi uliveti, i coltivi degli orti e l'apiario che servivano per il sostentamento. Sono state messe a dimora quasi 3.000 piante. L'orto giardino del Redentore sarà aperto al pubblico ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 16:30, pagando un biglietto d'ingresso. Ci sono gli alberi di alto fusto e poi invece ci sono anche i rampicanti, le rose e così via, e le viti. Abbiamo messo a dimora tanti ulivi già grandi e così via. Adesso non vorrei dirli tutti perché vorrei che le persone venissero a scoprirli. Abbiamo trovato questo grande importo sia dal PNRR, per cui 2 milioni sono derivati dal PNRR, mentre gli altri 3 milioni e 7, 3 milioni e 8 da mecenati illuminati e generosi. Realizzare progetti di questo tipo è necessario avere un grande consenso sia delle istituzioni e sia dei sostenitori.